Questo è veramente un piacere poter presentare appunto questa realtà associativa nella Casa dei Veneti in un contesto appunto importante dove appunto gli eccellenti personaggi hanno presentato, diciamo, la mission dell'associazione, che spazia a 360 gradi, dal mondo del volontariato al mondo del solidale, piuttosto che tante altre forme di collaborazione e di riconoscimenti a 360 gradi. Dunque veramente è un'associazione importante che fa parte del nostro territorio ed è giusto e doveroso sottolineare, è giusto e doveroso anche dare il giusto spazio che merita. Attivi nel territorio siamo da 33-34 anni, pur essendo l'associazione fondata esattamente nel giugno di 45 anni fa, come Venezia, appunto 33 anni. Siamo attivi nel territorio con quello che sono i propositi della nostra associazione, cioè scopi benefici, sociali, assistenziali. Quindi siamo molto attivi, soprattutto durante le festività, nel donare a vari enti e associazioni, anche a ricercatori, soprattutto ad associazioni di ragazzi handicappati, di ragazzi bisognosi. Questo lo facciamo appunto da moltissimi anni e spero, grazie all'aiuto, come dicevo, dei nostri soci, di poter continuare per ancora molti anni ad aiutare queste persone. Oltre al premio Bontà, che lo indiciamo una volta all'anno, soprattutto noi siamo attivi anche durante gli altri giorni dell'anno, soprattutto nel periodo delle festività natalizie, festività pasquali. Abbiamo delle cooperative che portiamo musica, allegria, eccetera. Ultimamente a Pasqua abbiamo aiutato la Buon Pastore a San Polo portando delle uova e quindi panettoni naturalmente durante le festività. Avevamo anche più o meno circa 1 migliaio di calze della Befana distribuite nei vari centri per anziani del Lido, di Venezia e della terraferma. Cerchiamo di fare il possibile per essere attivi in questi campi.